Ma cosa ci fanno i Promessi Sposi a Napoli? Io pure a sapere. E tu? Siamo nella chiesa di Santa Marta, nel cuore del centro storico di Napoli. Qui l'associazione presepistica napoletana ha fatto qualcosa di meraviglioso. Ha preso uno dei romanzi più famosi d'Italia e l'ha trasformato in arte presepiale. Sono rappresentate tantissime scene dei Promessi Sposi. Questa sicuro la riconoscete. Don Abbondio torna tranquillo a casa e lungo il sentiero incontra loro, i bravi. Questo matrimonio non sa da fare. 6 parole che impediscono a Renzo e Lucia di celebrare il loro matrimonio. La particolarità di questo presepe è che le scene sono ambientate a Napoli. Ti sembra assurdo, lo so, ma non è così, perché questo presepe mette in comunicazione 2 realtà lontane tra di loro, ma molto simili. Innanzitutto, sia Napoli che Milano erano sotto il dominio spagnolo. Le problematiche sociali erano molto simili, per esempio la monacazione forzata. Gertrude, la monaca di Monza, era stata costretta a diventare monaca. L'aumento delle tasse, che a Milano porta ai tumulti di San Martino, descritti da Manzoni come l'assalto ai forni, e a Napoli invece alla rivolta di Masaniello. E poi c'è la peste del Seicento, che ha segnato in maniera indelebile la storia di Napoli e di Milano. Questa scena dei Promessi Sposi rappresenta al meglio la drammaticità della peste. Abbiamo una mamma che dice addio a sua figlia, Cecilia, e adagia lei stessa la bambina sul carro. E dopo averlo fatto, sussurra all'orecchio della bambina che a breve l'avrebbe raggiunta anche lei. Ma ovviamente questi presepi rappresentano molte altre scene dei Promessi Sposi, come ad esempio Lucia che incontra l'Innominato, l'addio ai Monti. C'è anche una scena che rappresenta Alessandro Manzoni. E poi c'è la scena finale, il matrimonio. Renzo e Lucia riescono finalmente a coronare il loro sogno d'amore. Insomma, questa mostra ci fa capire che l'arte non ha frontiere e che i napoletani, attraverso i presepi, riescono a raccontare tutto, anche i Promessi Sposi. E tu cosa ne pensi?